Amici della Lega Scuole Superiori, bentornati in campo con FC Vittorio Veneto e Accademia Avvenire. L'Accademia cercherà di minare le certezze del Vittorio Veneto, ancora primo a punteggio pieno, 12 punti per Gallizia e Co. Siamo già partiti con questo match che si preannuncia davvero ricco di occasioni e di grandi azioni. Gallizia, il pallone largo verso Lucini e poi ritorna ad Antonio Gallizia che da lì non può sbagliare, arriva il gol del vantaggio del Vittorio Veneto. Agosteo la tocca verso Cirino, accanto a lui Espartero, Cirino va da solo, calcia con il destro, impegna Gallizia che riesce solo a deviare in calcio d'angolo. Lucini attaccato da Lilla, torna sui suoi passi, cerca poi Cottatelucci, interviene Audit che porta via il pallone, vince anche un rimpallo, ma è messo giù, non c'è nulla per il direttore di gara. Allora ancora Gallizia può impostare verso Cottatelucci, c'è al centro Bellini, Cottatelucci cerca invece il tiro. Battuto il corner all'indirizzo di Gallizia, ma signori, ma questo è un giocatore fenomenale, se può calciare col destro, calcia col sinistro, qui ha cercato un tacco impensabile per chiunque, trova il gol del 2-0, che giocatore! Dimmi. Bellini la tocca verso Lucini, ancora Lucini, dialoga con Gallizia, il pallone è per lui, Lucini calcia con il destro, trova sempre lo stesso angolo Lucini ma mai la porta, cioè tutto tranne le schede ovviamente. Gallizia cerca il pallone in avanti per Bellini con la punta, Bellini trova anche il tunnel su Vecchi e trova anche il gol e siamo a 3 adesso contro 0 in favore del Vittorio Veneto che comincia a dilagare. Seba, vai tranquillo anche adesso. Duplice fischio, dunque finisce qui il primo tempo regolamentare, 3-0 il punteggio maturato nel primo tempo. Aspettiamoci però una reazione degli avversari perché l'Accademia Avvenire, si sa, esce sempre fuori sulla distanza. Comincia anche il secondo tempo di Vittorio Veneto Accademia Avvenire. Vediamo se il Vittorio Veneto continuerà a manovrare, a gestire e dominare il match oppure l'Accademia riuscirà ad opporre un po' di resistenza a quelli che fino ad ora sono ancora imbattuti in campionato. Occhio a Gallizia, limite dell'area, prova ad entrare in area di rigore, poi Gallizia tutto solo si trova il pallone lì e calcia a porta vuota e sono dunque 4, poker servito dal Vittorio Veneto, ma l'impressione è che non si fermeranno certo qui. Gallizia non controlla, poi spara Espartero. Ancora Gallizia, va via un avversario, poi serve Lucini, la lascia lì per Cottatelucci che non sbaglia. Vecchi è ancora battuto, manita per il Vittorio Veneto che continua a dominare. Lucini ha spazio per avanzare, lo fa, lo attacca adesso Cirino, ancora Lucini dentro per Cottatelucci che non sbaglia ancora. E saldo è a 6 adesso il numero dei gol segnati dal Vittorio Veneto. Occhio ad Audit che però poi perde il pallone, allora Bellini lo riconquista, Cirino, ancora serve Agosteo, cerca di chiudere il triangolo, poi Agosteo non ci riesce, allora riparte ancora lo show personale di Gallizia che va via da Agosteo, cerca di servire Bellini, non riesce a segnare oggi Bellini, Vecchi prova subito da Cirino che deve evitare l'intervento di Lucini, poi aspetta la sovrapposizione di Audit che arriva adesso, deve calciare Audit, non lo fa, serve allora Cirino che calcia, lui sì, ma trova soltanto le gambe di Antonio Gallizia. Rimessa laterale, battuta adesso, deve controllare Spartero che la lascia a Vecchi. Cottatelucci verso Lucini, il pallone è buono per Bellini che la sbuccia ancora. Poi occhio perché tutto solo Cirino
può calciare ma trova l'opposizione con i pugni di Galizia. Ancora nulla di fatto, resta a 0 il numero dei gol per l'Accademia Avvenire. Occhio alla ripartenza di Lucini che cerca di evitare Spartero. Allargatevi! Tira! Mi viene! Dai! Steven! Lucini ha spazio per calciare, lo fa Cirini, la disposta con i piedi di Vecchi, poi Agosteo ad allontanare il pallone. Allora poi Galizia lascia lì per Antonio Galizia che subisce anche fallo. Lilla la lascia lì per Audit, ancora Lilla, Audit, c'è Lilla accanto a lui, servito adesso l'opposizione di Bellini e poi calcia anche Cirino. Davvero tanta sfortuna, oltre all'imprecisione per i ragazzi dell'Accademia Avvenire che non riescono neanche a centrare la porta. Bella pallina avanti verso Bellini che la domestica. Audit deve liberarsi del pallone, si gira ma lo lascia lì. Cirino adesso la lascia lì per Lilla che calcia, trova i pugni di Galizia, poi Lucini gli dà una mano, ancora Cottatelusci verso Galizia, Bellini. Lucini cerca il numero, va via in mezzo a due Lucini, che giocata di Lucini che poi centra la porta, angolino alto, Vecchi battuto 7-0 quando manca poco più di un minuto. Abbiamo quasi finito. Dai, calciamo mica. Dai. Audit alza la traiettoria, poi interviene anche Lucini. Galizia, bella palla verso Cottatelucci, si fa vedere anche Lucini, Cottatelucci cerca la magia però interviene in chiusura Bellini, poi Cottatelucci cerca Lucini, non lo trova, Lucini poi bravissimo di piegamento a servire Galizia. Lucini la controlla, va da Antonio Galizia, si fa vedere ancora il numero 4, Galizia invece va da solo, subisce fallo ma resta in piedi, ancora Galizia per Lucini e poi Bellini non trova la porta. Cirino può ripartire, c'è Lilla accanto a lui, ancora Cirino attaccato, prova ad andare via Cottatelucci, si rinnova lo scontro tra i due, poi Cirino calcia ma trova l'opposizione del 7 che gli porta anche via il pallone. E allora si chiude qui il match 7-0 in favore del Vittorio Veneto che ha dominato la partita in lungo e in largo. Da Davide Miani è tutto, un ringraziamento e alla prossima.